Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vediamo subito una nuova partita e anche in questa occasione, così come qualche settimana fa, il personaggio, il protagonista di questo video è il supereroe degli scacchi Re Enigma. Re Enigma qualche settimana fa l'ho proposto in un video dove giocava contro Karpov, quindi ex campione mondiale, e quest'oggi vi propongo un video dove gioca niente poco di meno che contro Kasparov. Un match amichevole, Re Enigma con il bianco, con il nero il più famoso campione del mondo, l'ex campione mondiale Garry Kasparov, che ha giocato dopo D4 cavallo F6, cavallo F3 D5 e quindi E3 per il bianco. Dovete sapere, così come spiegavo in un precedente video, che questo schema è abbastanza frequente per il personaggio misterioso, per questo Re Enigma, giocatore professionista che non fa capire ancora chi sia realmente. Il sistema colle contro il quale Kasparov decide di giocare la variante con alfiere F5, che è una mossa logica perché impedisce lo sviluppo un po' più naturale dell'alfiere di case chiare, anche se il bianco con quest'alfiere in realtà non ha di meglio che posizionarlo su questa diagonale. Fa eccezione a qualche variante in cui il nero magari cerca di giocare uno schema con i pedoni D6 e G6, in cui quest'alfiere troverà una casa migliore in E2. A questo punto il bianco propone alfiere D3 e la mossa più spontanea chiaramente potrebbe essere il cambio, ma Kasparov decide di giocare una mossa meno frequente, che gioca, diciamo, una mossa che vuole impostare la partita dal punto di vista posizionale, e sappiamo che un giocatore più esperto è sempre superiore dal punto di vista posizionale, quindi il bianco potrebbe catturare, il nero cattura. A questo punto il nero probabilmente cerca di impostare una posizione del genere in cui l'alfiere andrà in D6. Quest'alfiere per adesso, con l'aiuto del pedone F, bloccano, rendono molto più difficile la spinta e la presa di spazio sul lato di Re, e quindi poi in futuro posizionalmente si decide da nero quale sia il momento opportuno per spingere in F4. Nel mentre fate attenzione perché questi due pedoni sostengono sempre un forte salto di cavallo al centro della scacchiera. Dunque in partita, dopo alfiere D3 è stata giocata E6, quindi il bianco ha roccato corto, il nero ha giocato C6, cavallo D2 per il bianco, cavallo D7. Sono tutte mosse abbastanza note, abbastanza teoriche. Il bianco decide quindi di adottare questo schema con donna E2 e la cui intenzione è chiara, è quella di spingere in E4. Dovete sapere che E4 è l'obiettivo dell'apertura colla, del sistema di colle, e quindi in questo momento il bianco vuole cercare di realizzare questa spinta, ma non è così facile. Adesso che lui prepara appunto con donna E2 la spinta in E4, quindi su una mossa qualsiasi quale alfiere 7 spingerà in E4, il nero è pronto a saltare per impedire questa spinta e rendere un po' più negativo il fatto di aver mosso la donna in E2, perché in questo momento la donna non è stata per nulla giustificata. Il bianco gioca B3, l'attenzione del nero è senz'altro su questo possibile salto in C3, molto appetibile, però purtroppo non serve a molto. La donna è sotto attacco, la donna si sposterà in E1 e poi successivamente vorrò giocare alfiere B2 guadagnando un tempo importante, oppure la spinta in E4 di cui parlavo poco fa. Dopo cavallo E4, B3 sulla scacchiera, alfiere D6, alfiere B2. Donna F6 per il nero che, posticipando il suo arrocco corto, sta cercando di impostare un miglior sviluppo dei suoi pezzi. E dobbiamo fare attenzione da bianco perché ci saranno varianti in cui il nero giocherà la donna in H6 e subito si troverà una coordinazione fortissima sul punto H2. Torre A D1, arrocco corto, cattura in E4, pedone riprende e a questo punto cavallo E5. Ok, perché il bianco decide di dare il suo fortissimo alfiere per questo cavallo? Perché bisogna fare attenzione, come dicevo prima, se il nero riesce a impostare uno schema con donna H6, ad esempio se qui il bianco giocasse C4 e donna H6, la minaccia è 1, 2, con relativi sacrifici o salti sul punto H2 o sul punto G2. Un'altra idea potrebbe essere alfiere G4, cerco di rimuovere questo cavallo e quando il mio alfiere sarà in G4 il cavallo è comunque inchiodato, quindi in realtà non difende il punto H2, quindi alfiere per H2 è una successiva minaccia. Tornando dunque alla partita,
La scelta del bianco, e ricordo che è un match amichevole a 5 minuti tra il bianco Re Enigma e il nero Kasparov. La scelta del bianco è una scelta pratica. Il bianco dà il suo fortissimo alfiere di case chiare per poi sacrificare un pedone e giocare contro un alfiere avversario che si trova in una posizione brutta. Per quale motivo? La maggior parte dei pedoni sono sul suo colore, quindi questo qui è un alfiere cattivo. Però non è da sottovalutare il pedone in più. La donna, dopo cavallo C4, è sotto attacco, quindi preferisce rientrare nel proprio schieramento, entrare in C7, e qui il bianco inizia a supportare il proprio pedone H per cercare di creare un gioco dinamico offensivo contro la Rocco. H4, B5, attacco questo cavallo, e quindi col seno di poi probabilmente A4 poteva essere una buona scelta, e in caso di B5 va bene, purtroppo lo cambierò, però quando sposterò il cavallo guadagno una mossa sul pedone in B5. H4, tornando alla partita, la mossa che è stata giocata, a questo punto cavallo D6 e dopo torre D8, come vediamo questo cavallo è sotto attacco 2 volte e non è possibile spostarlo, o meglio è possibile spostarlo però cambiando in F5. Se il bianco provasse a insistere nella difesa di questo cavallo, il nero semplicemente porta una torre in avanti e la successiva porta l'altra. Quindi in una posizione del genere, come vedete, il raddoppio naturale e spontaneo delle torri nere ha creato e valorizza questa inchiodatura che si è appena creata. Il cavallo non si può più spostare, altrimenti la cattura in D1 sarà decisiva. Tornando quindi alla partita, dopo torre D8, cavallo cattura F5, pedone riprende, donna H5 minacciando il pedone F5 e cercando di provocare spinte di pedoni, quali ad esempio G6. A questo punto l'atteggiamento del bianco potrebbe essere il seguente: la donna si sposta in G5, il pedone H cerca di andare in avanti e quando raggiunge la casa H6, occhio perché anche lì il bianco ha qualche minaccia. Immaginiamo che il pedone bianco si trovi appunto qui in H6, ci sarà un tema di matto evidente con questa manovra di donna, oppure ci sarà sicuramente una debolezza importante sull'ultima traversa. E allora, dopo donna H5, donna E5 è stata la risposta concreta del nero che difende il suo pedone. La donna va in G5, tempo, sto attaccando questa torre, e il nero, Kasparov, decide dunque di posizionare la sua torre al centro della scacchiera. Cambio in D5 e torre D1. Si gioca contro il pedone arretrato, quindi un pedone che ai suoi lati non trova altri pedoni e quindi è rimasto un po' più indietro. Torre D1 sulla scacchiera, H6 mossa utile per due motivi. La prima è che guadagno un tempo e la seconda è che mi sono sottratto dai temi del matto del corridoio sull'ultima traversa. Donna H5 quindi per il bianco, torre C8 e adesso vedete un po' la tecnica dell'ex campione mondiale, che piuttosto che difendere, perché torre D8 poteva essere una scelta naturale per poi svincolare la donna, gioca sempre in modo offensivo. Torre C8, vogliamo catturare il pedone. Lui difende, pedone A6, sosteniamo il pedone B5, dopo torre D4, tipica manovra per creare il blocco, e il nero trova questa mossa che è veramente bella. Tema di sovraccarico, quindi la spinta in F4 è molto bella perché sfrutta il tema di sovraccarico di questo pedone. O difendo la torre o controllo la casa F4. La donna a questo punto si sposta in D2. Il nero cattura in E3, il bianco riprende e il campione del mondo, Kasparov, gioca una mossa altrettanto attiva. Donna G3. Guardate che bella perché una mossa come torre C5 è vero che difende tutto, però è una mossa passiva. Questa torre dispiace vederla lì in una posizione senza molte case. Il bianco potrebbe quindi proseguire con la spinta del pedone in B4, tolgo il difensore, cattura il pedone centrale. Oppure torre D8, anche questa risponde all'esigenza di difendere il pedone, però il bianco potrebbe insistere con C4 sfruttando il tema dell'inchiodatura che si è appena creato. Dopo donna D2 e arriva appunto il cambio in E3 e qui Kasparov gioca donna G3. Mossa molto interessante perché cerca di barattare, di cambiare il pedone D5 col pedone H4 e in alcuni casi occhio alle minacce con la cattura della donna in E3.
si potrebbe collegare a un possibile futuro sacrificio di torre in C2. Quindi in questo momento la donna del bianco ha un ruolo estremamente difensivo, che è quello di controllare l'ingresso in E3. H5 per il bianco, torre D8, e arriva a C4, però questa torre D8, che sembra una mossa difensiva, in realtà è un bluff, perché vuole che il bianco giochi la mossa spontanea istintiva a C4, perché dopo il cambio la torre si sposta in B8. E attenzione, perché la minaccia è il matto. Donna C1 evita questo ingresso, però in realtà non lo evita, perché il nero gioca torre B1, mossa forte, attacco la donna, o meglio la inchiodo, però la torre non è difesa da nessuno, e quindi dopo la cattura donna per E3, scacco a re e mi rifaccio sulla torre. Il re si sposta, la donna cattura in T4 e dopo donna B8, re H7, questa è la posizione che abbiamo di fronte. Ok, donna F4 è stata sicuramente una mossa spontanea, però bisogna fare attenzione al tipo di finale che vogliamo affrontare. È chiaro che qui il bianco poteva anche giocare a pedone per D5. Il problema è che questo pedone è già pronto per andare verso la promozione, quindi poi sarà successivamente difficile da bloccare. E allora, tornando indietro, tornando alla partita, donna F4, un tentativo di scacco perpetuo attraverso questa diagonale, e però dopo la cattura in C4, come vedete, il successivo scacco in C8 non c'è più. Donna per F7 propone nuovamente uno scacco perpetuo, voglio catturare in E8, voglio dare scacco in G6, tornare in E8 e ripetere così la posizione. E donna C6 neutralizza e controlla ovviamente entrambi gli ingressi. Pedonina 4 corrisponde a pedonina 5 per il nero, il bianco non ha di meglio da fare che spingere il proprio re in avanti, e a questo punto, dopo aver organizzato al meglio la propria posizione, il nero si concentra per avanzare i pedoni. Lo scacco in C8 corrisponde al re in F7, scacco di nuovo re in E7 e magicamente Kasparov ha creato un'altra posizione notevole dove non è più possibile dare scacco al re del nero. Pedone salta in G4, donna E6, donna F4 e qui semplicemente il nero avanzerà il pedone. La partita sembra già decisa perché il pedone è già arrivato a promozione, e tuttavia è notevole come il bianco trovi questa risorsa tattica interessante. Quindi i due pedoni del nero sono riusciti ad arrivare verso la fine della scacchiera e sono già pronti a promuovere, però il bianco trova questa risorsa. Scacco in F2, il re si sposta, promozione in arrivo anche per il bianco. A questo punto il nero potrebbe decidere se difendere la possibile promozione, anche se poi deve fare attenzione perché la donna o difende la promozione o mantiene il controllo dei pedoni. E quindi il nero decide di promuovere perché, raggiunta questa posizione, effettivamente il bianco nuovamente non ha più scacchi a re. E nel giro di poche mosse arriverà la prossima promozione. A questo punto il bianco si è arreso e Kasparov, come da pronostico, è riuscito a battere il supereroe mascherato dei scacchi spagnoli, Re Enigma. Rivediamo rapidamente la partita. D4, cavallo F6, cavallo F3, dunque il sistema di Londra, dove il nero ha deciso di optare per la variante con alfiere F5. Dopo che il bianco ha proposto il cambio, il nero ha deciso di difendere con E6. Barocco corto, pedone C6, cavallo D2, cavallo D7. A questo punto la donna in E2 trova una buona collocazione, piano tipico, l'idea è quella di spingere il pedone in E4, ma il nero non lo permette. Cavallino E4, pedone B3, e la partita continua finché il bianco decide di anticipare un po' l'attacco avversario sacrificando un pedone. Un sacrificio di pedone più che altro per alleggerire la posizione e raggiungere una posizione dove il suo cavallo, il cavallo bianco, è sicuramente più forte dell'alfiere nero. Tutto molto vero, purtroppo quel cavallo poi è costretto a essere cambiato. Quindi dopo B5 il cavallo salta in D6, lo attacco con la torre, mi cambi, e quindi quel vantaggio che ci poteva essere prima non c'è più stato. A questo punto il nero, come dicevo prima, cerca di giocare mosse attive, cerca di non avere una posizione passiva con la torre, e quindi dopo il cambio del pedone F doppiato, quindi era quella debolezza dell'apertura con il pedone in E3, la partita prosegue fino a raggiungere questa posizione tattica. Quindi, provocata la spinta in C4, la torre manovra in B8, salta in B1, minaccio matto. Il bianco difende con donna C1 e a questo punto
sacrificio momentaneo di torre per raggiungere una posizione dove il nero ha dei pedoni di vantaggio e, cosa molto importante, ha 2 pedoni liberi uniti verso la promozione. Ma non finisce qui, perché comunque, come avete visto, il bianco riesce a creare qualche disagio, porta quel re nero un po' più esposto in avanti e nonostante la promozione di uno dei 2 pedoni riesce a creare un'intermedia dove, essendo una partita blitz, tutto può accadere, però in questa posizione fortuna o meno vuole, o meglio probabilmente il calcolo del nero, è arrivato alla conclusione che quando il re andrà in H7 non ci sono più scacchi e quindi il nero è pronto a promuovere. Spero che questa partita vi sia piaciuta, è una delle partite più famose di Re Enigma e come sempre l'invito a seguire i social di Matto Scacco e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!